Bentornati sul mio canale. Oggi passeggiando per il mercato, guardate cosa abbiamo trovato, delle belle acciughe lucenti color argento, e quindi abbiamo pensato di fare degli spaghetti quadrati con le acciughe con canciova, detto in dialetto siciliano canciova. Quindi sicilianizzate al massimo, perché metterò anche il pangrattato, il pane atturrato sopra. Quindi per fare questa golosissima ricetta ci occorreranno all'incirca 250 grammi, 200 di acciughe già diliscate e pulite, dei capperi e 2 spicchi di aglio, delle mandorle e dell'uva passa, dei pomodori secchi, del pangrattato che faremo poi atturrato, del prezzemolo, un po' di vino bianco, del sale, del pepe e naturalmente il nostro olio. Adesso ci trasferiamo ai fornelli per l'esecuzione della ricetta. Allora, iniziamo il nostro sughetto canciova mettendo nel nostro wok l'olio. Poi mettiamo i nostri spicchi di aglio tritati e i nostri capperi e li facciamo un po' rosolare. Appena che iniziano a sfrigolare metteremo le acciughe. Adesso che il nostro aglio e i nostri capperi si stanno rosolando, andremo a mettere i nostri filetti di acciuga. Ben puliti, ben diliscati. Li facciamo rosolare pure questi un po' e poi li andiamo a sfumare con il nostro vino bianco. Una volta che le nostre acciughe si sono rosolate, le andiamo a sfumare con un po' di vino bianco. Così adesso lasciamo evaporare e poi andiamo ad aggiungere gli altri ingredienti. Il nostro vino è evaporato, quindi adesso andremo ad aggiungere l'uva passa e le mandorle tritate e anche il nostro pomodoro secco. Andiamo a dare una bella mescolata, cercando di non rompere il pesce. Adesso andremo a salare e a pepare. Se gradite il peperoncino piuttosto che il pepe, lo potete usare tranquillamente. Aggiungiamo un po' del nostro prezzemolo, lo tagliuzziamo dentro per bene e poi un'altra parte la metteremo a piatto finito, perché il prezzemolo si deve sentire anche un po' da crudo, non solo da cotto. E aggiungiamo anche un pochino di acqua per portare il tutto, per amalgamare il tutto, tutti gli ingredienti, e creare il nostro sughetto. Nel frattempo andiamo a preparare anche il nostro la nostra mollica atturrata. Quindi accendiamo il fornello, qui abbiamo la mollica, il pangrattato, andiamo a mettere un po' di olio, mescoliamo e lo facciamo tostare così con l'olio.
La mollica atturrata era il formaggio dei poveri una volta qui in Sicilia, quindi spesso viene messa nei piatti più poveri. Contemporaneamente abbiamo anche acceso la nostra pentola per mettere poi la pasta, quindi quando bollirà andremo a calarla. Per 2 persone sempre al solito 200 g di pasta. Allora, la nostra acqua bolle, andiamo a mettere la pasta, spaghetti quadrati. Il nostro sughetto nel frattempo è stato spento perché già è cotto, le acciughe cuociono velocemente, quindi non appena la nostra pasta sarà cotta la salteremo dentro il sugo e la impiatteremo. Allora, la nostra pasta è pronta, andiamo a prendere e la mettiamo dentro il nostro sugo, così la salteremo e la faremo insaporire. Quindi andiamo a saltare i nostri spaghetti quadrati. Come avete visto è una pasta un po' diciamo non è colorata perché prevede soltanto il pomodoro secco, quindi è un sughetto per lo più in bianco. Quindi per evitare che si spappoli tanto il pesce cerchiamo di girare gli spaghetti così con la padella stessa, in modo da evitare che il filetto del pesce si rompa. Se risultasse troppo asciutta possiamo andare a mettere un mestolo di brodo della pasta e girarla così. Adesso spegniamo ed impiattiamo. Ed ecco qui i nostri spaghetti canciova alla siciliana impiattati. Abbiamo messo la bella spolverata di pan grattato qua di mollica atturrata di sopra e il prezzemolo. E adesso andremo ad assaggiare questa bontà di mare siciliana. Adesso andremo all'assaggio di questa bella pasta. Andiamo ad attorcigliarci questo buon spaghetto quadrato e vediamo com'è. È ottima, ragazzi, fatela perché è davvero una bontà. Quindi se vi procurate le acciughe, in questo periodo ci sono nei mercati che vendono il pesce, la comprate, la fate e la replicate perché è davvero ottima. Quindi non dimenticate di lasciare i vostri like se la ricetta vi è piaciuta e di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e di azionare la campanellina per rimanere sempre informati sui nuovi video in uscita. E con questo vi saluto, alla prossima, ciao a tutti!